convogli veloci dalla Puglia in su. Ci ha provato, a venire su stamattina per dire che c'è una parte adriatica che non è collegata come il resto del mondo a proposito di fragilità. Quindi unirò io alcune considerazioni della nostra esperienza e poi l'ho già dato ai colleghi relatori, ma abbiamo pensato come SHR di omaggiarvi tutti alla fine quando uscirete di questo volume Pensiero, Azione e Autonomia, che non ha niente a che fare con azione, devo dirlo, se no sembra ma è stato scritto molto prima, e Carniti fa parte di uno dei motivi per cui io nella storia da giovane infermiere nell'84 mi ha incuriosito questo sindacato particolare, la CIS, che aveva il coraggio, al governo c'era Craxi, non la Meloni, che aveva il coraggio di raccontare ai lavoratori che era meglio bloccare la scala mobile automatica perché c'è un'inflazione altissima, quindi fare una battaglia controcorrente, che è uno degli elementi importanti, perché altrimenti avere un'inflazione così alta e avere la finta scala mobile che ti dà una capacità di spesa era prendere in giro le persone. Non siamo molto distanti nella fase contattuale oggi, quindi non vi racconterò della mia vita sindacale, ma cercherò di ragionare insieme e dirvi anche perché io e Dino, il giornale del Veneto e la mia persona e SHR, che devo ringraziare come presidente perché ha finanziato tutto, compresi i libri, per questa idea di occuparsi della società civile della persona sempre, comunque in maniera aperta, non solo con investimenti aziendali, e perché continueremo insieme come azione sociale, la parte che porterò avanti io con le mie colleghe e con Dino, a essere incubatore di iniziative e di luoghi per discussione come oggi, fatta con persone che dietro hanno una storia ma hanno anche colleghi, cooperativa, mondo, impresa, istituzioni, hanno un loro collegamento, non in un campo neutro, ma in un campo nuovo, vivo, che ha voglia di tradurre la capacità elaborativa delle cose che abbiamo sentito e di quelle che Dino scrive in maniera filosofica, perché lui è bravissimo a scrivere, e che dobbiamo tradurre nel linguaggio semplice delle persone, con delle proposte concrete. Quindi se noi vogliamo costruire da qui a un anno, perché di là allo Sheraton c'è il congresso della Lega, ma tra un anno ci sono le europee, anche in questo Veneto, e tra un anno ci sono 300 comuni che vanno al voto in questo Veneto, e poi forse le province, quelle messe in discussione in un periodo che conosco bene, che ero a Roma, ma non le province vecchie, un altro luogo di intermediazione e di collocazione tra i comuni e la regione, altrimenti l'autarchia regionale e la solitudine comunale, anche con bravi amministratori, non va da nessuna parte. E come possiamo farlo? Questa è una proposta concreta di cui abbiamo discusso con Marco, con tanti amici che ho conosciuto in questi mesi. Io ci metto la mia pensione, nel senso che sono pensionato, ho fatto anche 43 anni di lavoro, qualcuno direbbe, come dico ai miei figli, beh papà lavoro, ho fatto sindacalista, insomma, non è che ha proprio lavorato. Loro sono tutti e due partita IVA, quindi francamente rispetto allo stipendio diretto eccetera hanno qualche idea che abbiamo costruito una società a misura nostra, dei garantiti rispetto a tutto il resto, che è un argomento di cui dobbiamo avere presente nel nostro lavoro. E allora noi dobbiamo parlare in modo comprensibile alle persone dei loro problemi e farli uscire dalla bolla nazionale e a volte anche social su questioni concrete. Io parlerò solo di quelle che conosco, che sono state accennate e che sono nel testo che abbiamo fatto con Feltrin qualche anno fa. Noi non siamo fuori dal guado, non è una battuta, non è che siamo nell'alluvione, siamo nel pantano concreto, istituzionale e di prospettiva del paese. Perché? Perché analizzo solo, molte cose sono già state dette, perché noi rischiamo di, qui in Veneto, parliamo del nostro lavoro, io quando sento ma però il leader nazionale fa i tweet, si posiziona, sbaglia, sì, ma io vorrei ragionare di che cosa facciamo noi qui con questa storia, questa esperienza in mezzo alla nostra gente, quelli che non vanno più a votare, che idee portiamo e se siamo in grado di aiutare quelli che si sono candidati, Margherita, Carlo, Bruno, Nicolò, Matteo e tanti altri innocenti, a non essere soli in una stagione della politica molto complicata. E come possiamo farlo a tradurlo? Abbiamo un anno di lavoro davanti, ci impegniamo da qui. Oggi è l'occasione per tenere insieme
molte idealità e molte storie personali e fare un passo più avanti. Parlo ancora non della mia azienda, ma della mia esperienza, in particolare della sanità. E parlo non da sindacalista, da uomo che ha lottato perché il pubblico, a mio avviso, poteva riuscire a dare con più tecnicalità, competenze, una comunità e un aiuto alle persone e alle famiglie. In realtà, lo dico io da uomo del pubblico per 40 anni, 43, che ho idea che il pubblico così amministrato, con queste istituzioni, con questo scarso coraggio a noi, rischia di non essere il tessuto di aiuto alle persone, alle famiglie, neanche alle imprese, ma vorrei dire ancora di più, neanche a chi si candida con fatica a amministrare il suo pezzo di istituzione. E se noi non colleghiamo questo pezzo, noi rischiamo di fare un grande errore, cioè la delega diretta data a livello regionale, si sente molto parlare di autonomia e di là ho detto loro ragioneranno sul referendum dove hanno votato 2 milioni di persone nel Veneto per quell'autonomia, e io invece vorrei concentrarmi su un aspetto che è fortemente deficitario, che ho collocato nei miei incontri a sostegno degli amici dei vari comuni, ma nel quale credo veramente, e che è l'alleanza tra cittadini, professionisti del sociosanitario e amministratori locali. Un nuovo modo di raccontare alle persone, di occuparci dei loro bisogni concretamente, contribuendo dal punto di vista personale e professionale a un'altra organizzazione del lavoro moderna, efficiente per le persone, le comunità e le imprese. Senza questo salto l'amministratore è solo nel suo pezzo, il cittadino protesta, il cittadino elegge il suo sindaco nella programmazione regionale non conta niente, neanche in quella provinciale di grandi aziende fatte, tanto meno in quella sociale. Quindi continuiamo nel flipper della pallina dove il cittadino e la persona, sia che abbia un bambino in età evolutiva, sia che abbia problemi di apprendimento, sia che si abbia un anziano che sia solo o no, o non autosufficiente, o un problema abitativo a cui non risponde il pubblico magari. Maurizio Trabulli potrebbe raccontare la sua storia di che cosa ha realizzato nonostante il pubblico e la comunità poco attenta rispetto all'abitare in modo diverso, ma così molti di noi, molti amministratori. Allora io credo che è questo il compito nuovo nostro: ascoltare, condividere con gli amministratori locali, farli riappropriare di un peso, di un ruolo e di una competenza che unisca le deleghe scarne che sono rimaste dopo la Bassanini e dopo la divisione del titolo quinto, che ha una grande carenza: non collega, non integra, non collabora, non costringe le amministrazioni a parlarsi neanche per la mobilità. Immaginate per i grandi progetti, immaginate per le figure professionali che mancano, immaginate per aggiornare programmi, percorsi e accessibilità che non ci sono più per il cittadino di nessuna. Allora noi possiamo parlare ognuno di noi per le competenze che ha nel suo settore, l'innovazione, il digitale. Ha detto bene prima qualcuno, il digitale se è una grande scommessa, se è semplice, se è facilitante, se ha in mente un'organizzazione del lavoro diversa, ma non quello applicato al vecchio modo del protocollo che è soltanto, e su questo ragioniamo visto le capacità e le competenze che ci sono. Noi dobbiamo parlare, avere il coraggio, avere un programma, un'idea. Trovate un libretto nostro e 8 pagine di critiche feroci da gente che ha difeso il pubblico impiego, ma il pubblico impiego così non può durare, non può andare avanti, è sbagliato, è autoreferenziale, lavora per bande, non c'è lo spoil system, un'altra cosa, non ha dirigenza, non manutenta le competenze professionali, non le attira e non le attirerà mai, quindi rischia di diventare la catena di serie B modello americano, e noi su questo possiamo fare qualcosa. Come? Avendo il coraggio di parlare nelle biblioteche, nelle famiglie, nei comuni, da qui a un anno, più volte, ognuno per le cose che sa fare, di salute, non di salute generale, di salute delle donne, degli uomini, dei bambini, dei lavoratori, degli adulti, degli anziani, dei disabili, del setting di cura dove hanno bisogno di questo, non dove devono cercare un servizio che non trovano, cioè di salute sociale, integrazione, fiducia, accessibilità. Altrimenti, per fare l'intervento che ha fatto l'amico mio giovane qua e si accorge del cosiddetto funzionamento della sanità veneta, mito, e poi si accorge dove deve andare, per fortuna, perché ha anche un posto vicino al mare per andare nel posto che non è certo qui a Padova nella mitica 666, e così noi dobbiamo parlare di cose concrete e offrire alle persone che lavorano, che hanno una professione, quello che il pubblico non sta dando.
articolato nei suoi livelli, locale, regionale, nazionale, con la scusa di rimpallare le competenze o della mancanza di soldi. No, c'è un'organizzazione gestita per isole separate delle istituzioni e delle professioni dentro le istituzioni. Senza coraggio nessuno può più parlare, perché lo zaierismo, come dice Bertocco, almeno una volta c'era un grande dibattito, ogni ospedale con Severo si discuteva. Adesso i dipendenti pubblici interni primari e chi ci lavora non possono neanche esprimere le loro opinioni sul processo di lavoro, non sulla politica, devono stare zitti, perché hanno quelli delle bande vicine, i dirigenti messi, che controllano quello che dici. Cioè, questo è il Veneto, ha detto bene Carlo, altro che la mitizzazione di un modello che funziona dappertutto. Non hanno certo le premesse che sono state costruite negli anni, e allora se noi vogliamo ragionare di accessibilità, di prossimità e di dove a casa, nelle scuole, nella famiglia, nel lavoro di tutte queste persone a tutte le età, dobbiamo avere il coraggio, dobbiamo spiegare alle persone che cosa noi siamo in grado di dire e le nostre proposte di miglioramento nel lavoro, nella vita personale e nella vita sociale, concreta, anche a 5 persone alla volta, sì, senza fare grandi convegni, ma ogni sera raccontando quello che una volta il partito consentiva, perché nella sua appartenenza aveva ogni persona in ogni paese, in ogni contrada, di professioni diverse. Io ricordo il quadernetto di mio papà, Democrazia di allora, dove c'era l'elenco delle persone di riferimento del paese per professioni, il macellaio, il commerciante, cioè già allora io dicevo perché questo quadernetto qua? Perché sono persone che hanno interessi diversi e sono tutti iscritti a questo partito, e noi non possiamo ragionare solo con gli industriali, solo con i lavoratori pubblici, dobbiamo parlare con le persone, con le famiglie. E mi raccontava che se una famiglia aveva un problema, allora, ai tempi suoi bambino, con mio nonno, la famiglia a fianco per uno ammalato andava a dargli una mano a tirare sul fieno, perché quello non aveva più il genitore. Cioè, parliamo di comunità, mondo vitale, ma di che parliamo? Cioè, se noi non recuperiamo, non siamo gli attori di un messaggio, di una nuova voglia di stare in comunità, quindi di territorio, di prossimità, di facilitazione, rischiamo di non andare da nessuna parte. E possiamo farlo, parlare con le persone, convincerle, abbiamo molti spazi per fare questo, possiamo fare un'azione sociale, concreta, che aumenti la fiducia. Senza la fiducia non c'è consenso, la persona, anche chi ha votato, poi dice non ha senso, tanto è tutto lo stesso, che porti tra gli enti un messaggio di collaborazione, partecipazione del pubblico, del privato, del terzo settore, tutti insieme uniti, che porti un grande messaggio di fiducia, di cooperazione e di condivisione. Non con chi stai, cosa puoi proporre e protestare per fare in modo che chi ha in mano il governo si fermi a riflettere, cambi l'organizzazione, ascolti le persone, le famiglie, i lavoratori ad ogni età, e sia costretto a intervenire nel cambiare l'organizzazione tutta, perché oggi non funziona questa organizzazione del lavoro. Tocca a noi quindi disegnare un assetto istituzionale e amministrativo, perché non basta discutere del cambio dell'assetto, ma se manca la cooperazione obbligata al piano di zona, nell'ATS, e dove ti fanno partecipare come uditore o approvare il bilancio, questa non è collaborazione nel Veneto tra comuni e sociali, questa è un'altra cosa. Questo è andare a firmare. E siccome poi c'è un altro elemento, il popolo leghista e tanti sindaci hanno avuto anche la beffa che loro non possono parlare, perché se parlano, siccome sono loro che comandano, cioè una volta c'erano i democristiani di 5 correnti o di socialisti che facevano delle battaglie rispetto a oggi non possono neanche aprire bocca. Cioè noi in Veneto siamo arrivati alla paura di dire la propria opinione, a portare a rappresentare i problemi. Ecco, questa è la parte secondo me che noi concretamente dobbiamo fare se abbiamo voluto raccogliere il messaggio delle iniziative di oggi. Perché se avete notato nel PNR, ed è scandaloso, si parla della difficoltà di spenderli i soldi, ma chi c'era al governo prima li ha progettati perché ci fossero delle riforme, l'Europa ce li dà per le riforme. Oggi nel PNR si parla di bisogna spenderli, se no, ma devono servire a qualcosa, o sarà il 110 del rifacimento della casa, qualcuno ne beneficia, prende i soldi per niente, ma non cambia l'organizzazione. Non ci costringiamo come paese a un cambiamento in cui la competenza, le professioni, la libertà, la capacità di intraprendere ha un nuovo valore, un'altra direttrice. Questo è il punto, e a noi tocca individuare dal basso questo percorso. Ci tocca veramente
costruire un modello di governance collaborativa tra le persone, tra le istituzioni, ad aiutare chi si è candidato ed è stato eletto e anche chi non si è dato eletto. Il sistema pubblico, se non ha e non costruisce una nuova organizzazione, non serve a niente, e anche chi è eletto non aumenta il suo consenso, non risolve problemi. E allora è per questo motivo che abbiamo voluto questa giornata, è per questo che ringrazio tutti quelli che ci sono stati, per mi dare la parola a Maria Stella, perché noi dobbiamo superare questa immobilità delle istituzioni. Faccio un'ultima chiosa, perché guardate, sento parlare che mancano le professioni sociosanitarie. Mancano. Cioè, chi è stato al governo del Veneto negli ultimi 10 anni, l'unica cosa che andava in critiche è che la commissione per assumere dire taglia, 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 quando c'era la possibilità di assumere. Adesso non ci sono le professioni e si fanno nuovi baracconi, gli ATS, e si faranno le case di comunità e le case madri di qualcos'altro, dove non ci saranno né rispetto per i medici di medicina generale, un nuovo modo di fare medicina primaria aiutata, non ci sarà personale, non ci saranno infermieri. Ma di cosa stiamo parlando? Nel frattempo l'incompatibilità del pubblico impiego ti porta che nel frattempo nel pubblico, siccome il comune e l'ULSS non possono fare alcune cose, hanno dovuto fare le partecipate, le consulenze, Ernst Young, KPMG, cioè dobbiamo riprogettarlo questo sistema, dobbiamo dare il ruolo alle persone, a chi è competente, assicurargli valore, carriera, competenze degli amministratori. Serve cambiare il mitico pubblico impiego in un luogo in cui un primario, se decide a 40 anni è bravo, non va nel privato, magari ha un contratto da privatista e sta nel pubblico, perché ce lo teniamo, o vogliamo costruire sistemi per cui i professionisti più bravi se ne vanno? Ecco, noi dobbiamo parlare di cose semplici, di un'altra organizzazione del paese, perché è cambiato, di un grande rispetto intergenerazionale che qui dimostriamo tra i giovani trentenni e le persone che vogliono dire qualcosa, non per tutelare gli anziani, perché altrimenti tra una società di garantiti, una società di non garantiti, una società degli esclusi, rischia di avere spazio solo la politica gridata delle bestie, dei social, e non una community. Noi vogliamo essere una community di persone impegnate nella politica, con i professionisti sociosanitari e i cittadini, per costruire il cambiamento vero della nostra regione, del nostro territorio e del nostro paese. Un grazie di cuore a lui, a Dino Bertocco, al Giornale del Veneto, a tutti i relatori, a Delega Bonetti che è qui con noi, Carmine Facente che ha fortemente voluto questo mio impegno, questo nostro impegno sul tema del popolarismo, e un ringraziamento a Marco Garbin, a Carlo Pasqualetto, a tutti voi che avete avuto, come dire, la pazienza e la tenacia, insomma, di ascoltare tantissimi interventi in una mattinata molto densa. Io sarò assolutamente rapida e voglio dirvi solo 3 cose. Non ho la pretesa di fare le conclusioni, ma di sottolineare alcuni punti che mi hanno colpito e che condivido. Il primo è che non so se siamo in un cambio di epoca, ma sicuramente se la politica non vuole morire deve accettare la sfida di un cambio di rotta, perché gli ultimi decenni fatti di un bipolarismo muscolare, di una contrapposizione destra e sinistra, hanno retto laddove c'era un'impronta ideologica che supportava quel posizionamento. A un certo punto l'ideologia ha lasciato il passo alla politica del giorno per giorno, e lì la politica ha cominciato ad avere il fiato corto, ad inseguire il consenso, ma non in termini etici e nobili, ma a provare a recuperare il voto in qualunque modo. E quindi oggi io non so se Elena abbia ragione quando dice che la Meloni sarà l'ultimo leader populista. Io temo che il populismo sia un qualcosa che si autoalimenta e quindi magari cambia la connotazione, ma non sono così sicura che sia un qualcosa di superato e di sconfitto. Penso che dipenda da noi, e non dipende da chi fa il leader di un partito, ma dipende da una consapevolezza e da una responsabilità che dobbiamo condividere e che noi qua dentro stiamo già condividendo, visto che ci dedichiamo reciprocamente del tempo e facciamo insieme delle riflessioni. E quindi oggi quello che noi dobbiamo essere consapevoli, il valore di questo incontro per me è fondativo di un percorso che stiamo facendo
in giro per l'Italia e che ci deve portare ad un profondo cambio di rotta e ad un abbandono di quel populismo che è coniugato col bipolarismo, perché il bipolarismo a un certo punto ha ceduto al populismo. E il populismo cosa si è inventato? Dei nemici, perché il populismo vive di nemici, e ha alimentato le paure. Nemici e paure sono il paradigma del populismo, di destra, ma non solo. Quello che è certo è che quella impostazione politica ha prodotto una riduzione della partecipazione, perché sicuramente il populismo si nutre di ricette facili, di slogan ben riusciti, e tutto questo porta ad avere magari qualche like in più sui social, ma non a risolvere i problemi. E piano piano, se voi guardate anche il dato di partecipazione delle ultime tornate elettorali, quello che è accaduto è che la gente alla politica crede sempre di meno, che partecipa sempre di meno, e tutto questo sta, come diceva Paolo Giarretta all'inizio, indebolendo la democrazia. Io vi invito a fare uno sforzo, cioè mentre sono chiare gli elementi di debolezza della democrazia, siccome siamo in un mondo interconnesso, noi non possiamo dimenticare che abbiamo a disposizione informazioni sulle condizioni di vita di cittadini che stanno in Iran, di quello che sta accadendo non solo in Ucraina ma nella Federazione Russa e in giro per il mondo. E quindi con tutti i limiti della democrazia io vorrei che ci fosse più consapevolezza sulle conquiste che la democrazia ha avuto e pur nelle difficoltà, le diverse condizioni che abbiamo noi rispetto ad altri paesi. Mi ha colpito in negativo quello che è successo al Senato giovedì, dove un nostro collega, Ivan Scalfarotto, giustamente ha chiesto un minuto per ricordare quello che sta succedendo a Navalny, uno dei maggiori oppositori di Putin, che è di fatto un prigioniero politico, è una persona che oggi pesa 47 kg e che non sta subendo un processo giusto. Mi è spiaciuto che quella denuncia, quell'atto di solidarietà sia avvenuto in un'aula parlamentare con molti brusii, con un chiacchiericcio di fondo, come se non si volesse vedere ciò che succede non tanto lontano da noi e che è il portato di un'autocrazia. Potremmo fare esempi similari a quello che sta succedendo in Iran. E allora, quando i populisti raccolgono il consenso evidenziando i limiti delle democrazie, noi dovremmo essere pronti nel ricordare che questa Europa, con tutti i limiti che ha però rappresenta delle conquiste importanti: la libera circolazione delle persone, la libera circolazione dei mezzi, la centralità della persona, il rispetto per i diritti umani, la concorrenza. E così, con tutti i limiti della democrazia, noi dovremmo avere la consapevolezza che è il frutto di battaglie che chi prima di noi ha compiuto anche a rischio della vita. E al tempo stesso, se andiamo verso il popolo, perché giustamente prima Carmine sottolineava come il richiamo al popolarismo non è un qualcosa legato come dire, a un riconoscimento del passato, ma perché noi oggi abbiamo voluto nel titolo civismo, popolarismo e sussidiarietà? Perché il popolarismo non è un modo solo per ringraziare De Gasperi, Sturzo, Schumann o Adenauer, ma è un modo per ancorare le soluzioni vere, profonde, che noi dobbiamo costruire e offrire ai cittadini per rendere la politica credibile, ad una base valoriale. E la battaglia che noi stiamo facendo dentro Azione è perché accanto al pensiero liberale, al pensiero riformista, ci sia uno spazio per il pensiero popolare. So che anche Marco Garbini, che è il nostro coordinatore, condivide questo approccio. Io penso che io sono molto grata a Carlo Calenda perché ha colto anche questo pensiero, anche una figura come la mia che viene da un'esperienza politica diversa e con me tanti altri amici, e ha aperto al popolarismo. Io credo che il popolarismo sia questo, un ancoraggio valoriale ad una ricetta politica vera, autentica, profonda ai problemi dell'oggi, con l'umiltà
non di giudicare le persone che hanno scelto Salvini, Meloni o altri populismi, ma con l'apertura, l'accoglienza verso le paure, i sogni, le speranze di quelle persone. Perché una cosa io ho imparato da Berlusconi, che è stato odiato ma anche molto amato da questo paese, che il popolo non si giudica, si prova a comprendere. E quindi se noi vogliamo che il popolarismo non sia un retaggio del passato, ma sia un metodo, un insieme di valori per affrontare le sfide che la globalizzazione offre e che oggi sono state citate. Prima l'amico Pasqualetto parlava dell'intelligenza artificiale, si è parlato di immigrazione, si è parlato di lavoro, sono tante le sfide che abbiamo davanti. Ecco, se noi le vogliamo affrontare all'insegna del popolarismo, noi dobbiamo avere lo sguardo rivolto al futuro, ma dobbiamo avere anche la consapevolezza che chi ha scelto il populismo non lo ha fatto per ignoranza, per non comprensione, ma perché evidentemente la politica riformista non ha saputo trovare le corde giuste per andare incontro a quei bisogni. E allora quello che noi oggi dobbiamo fare è innanzitutto comprendere i bisogni. Io vengo, nonostante il mio accento sia assolutamente bresciano, io sono bresciana fino al midollo, vivo a Milano e a Milano vedo la condizione delle persone. Si parla di un divario nord-sud, ma oggi la povertà c'è anche a Milano e ci sono famiglie che da Milano se ne devono andare perché non riescono a superare il caro affitti. Ma non c'è solo il problema delle bollette, c'è anche il problema del caro vita, c'è il problema di un lavoro che è estremamente precario e che è la prima causa della denatalità. Con Elena è stato fatto un lavoro enorme sul Family Act, devo darle atto che in Consiglio dei Ministri si è battuta come una leonessa e abbiamo provato a darle una mano sempre ogni volta che si chiedevano risorse per sostenere le famiglie. Ma finché il lavoro è un lavoro precario, è un lavoro dove non è garantito il salario minimo, dove comunque il potere d'acquisto dei salari è diminuito con un'inflazione che mette a dura prova le famiglie, è difficile che il populismo sparisca. Quindi o noi che siamo riformisti ci facciamo carico dei danni che l'inflazione sta facendo al Paese, delle paure delle famiglie, dell'impossibilità di fare il secondo figlio nonostante i tanti bonus che ci sono, perché non c'è un lavoro che dà continuità. E a tutto questo si unisce anche il tasso dei mutui, perché chi ha contratto un mutuo a tasso variabile oggi non è neanche in grado di pagare quel tasso dei mutui. E allora o noi ci facciamo carico di questi problemi e facciamo capire che le soluzioni ci sono se si accetta la complessità, non se si banalizza e si specula sulle paure e sui bisogni, ma se si trovano delle soluzioni vere. E le soluzioni vere, che piacciono o non piacciono alla Meloni, stanno in Europa, non stanno solo dentro il Parlamento nazionale. E quindi io non ho la pretesa di dire che solo noi siamo popolari, non abbiamo né la primogenitura né l'esclusività, ma certo non si può dire popolare chi non ratifica il MES. Chi si dice popolare dentro una maggioranza che è sempre più spostata a destra e accetta che il governo, anche dopo che il capo di gabinetto di Giorgetti, non di un ministro qualsiasi, ma di un ministro dell'economia, smonta tutta la propaganda contro il MES, non si può dire popolare. Non si può dire popolare, perché essere popolari vuol dire avere l'onestà intellettuale di riconoscere dove sta la soluzione dei problemi. E oggi questo paese, prima parlavate di sanità, questo paese sta già pagando un prezzo al fatto che il governo di destra, non lo definisco un governo di centrodestra, ma un governo ormai di destra, ha scelto di non utilizzare il MES sanità. Si poteva fare entro dicembre, hanno scelto di non utilizzare quei soldi. Sapete cosa succederà? Che grazie al PNRR potremo costruire le case di comunità, ma quelle case di comunità resteranno vuote perché mancano gli infermieri, manca il personale sociosanitario, mancano gli educatori, manca i medici di territorio. E allora la scelta che il governo ha fatto di non utilizzare il MES sanità compromette già il diritto alla salute che la Costituzione garantisce. Non solo,
Oggi stanno a discutere se bisogna o non bisogna ratificare il trattato del MES, che è un'altra cosa. E cosa ha raccontato Salvini? Che il MES è un pericolo per la democrazia, è un pericolo per il Paese. Ebbene, tutte queste fandonie sono state smontate dal capo di gabinetto di Giorgetti, che ha detto: guardate che per un paese fortemente indebitato come l'Italia, che oggi è arrivata ad avere 2.800 miliardi di debito, il MES è una polizza, è un'assicurazione che nessuno vuole usare. Anche io, la Elena e tutti noi non vogliamo usare il MES, voglio rassicurare Salvini, ma se per caso dovesse servire è bene che quel trattato sia stato ratificato. E se i populisti potevano raccontare qualche cosa finché la Corte Costituzionale tedesca non aveva dato il via libera alla firma del trattato da parte della Germania e quindi le frottole stavano un po' in piedi, adesso non stanno più in piedi, perché anche la Corte tedesca ha detto che va ratificato. E quindi noi in che situazione ci troviamo? Che da un lato siamo un paese fondatore dell'Europa e quindi destinato a contare, dall'altro però ci chiamiamo fuori dalle responsabilità, non ratifichiamo il MES, e quindi quando questo governo va in Europa e racconta di voler difendere gli interessi del paese e l'economia delle piccole e medie imprese, porta a casa zero. L'abbiamo visto sull'automotive, dove Salvini aveva promesso che avrebbe portato a casa delle misure per sostenere la filiera. Alla fine sono stati ascoltati i tedeschi. Quando si è trattato di ragionare sul Tribunale del Brevetti, che è una cosa molto importante, perché i brevetti sono l'economia di questo paese, sono il Made in Italy, anche lì dove è finito, a Milano sono arrivate delle quisquiglie. La ciccia è andata in Germania e in Francia. Perché questo? Perché c'è un pregiudizio contro l'Italia? No, perché la postura che il governo sta tenendo in Europa non è adeguata a difendere i nostri interessi. E quindi a fronte di questa situazione noi dobbiamo prendere il manifesto che ha scritto prima Paolo Giaretta, che è assolutamente condivisibile, e renderlo pop. Come si fa? Non lo so, però so solo che la strada è dal manifesto di Giaretta al renderlo pop in quanto popolare, perché Carlo Calenda da un lato, Carlo Pasqualetto dall'altro sicuramente hanno insieme forse l'energia per arrivare a questa condivisione, perché noi non vogliamo essere un circolo elitario, noi vogliamo rappresentare l'Italia profonda, vogliamo rappresentare il Veneto profondo. Però cosa non siamo disponibili a fare? A raccattare qualche voto raccontando frottole, perché questo è uno sport di massa in politica, è stato ampiamente diffuso e oggi ha portato ad una non partecipazione. Quindi, senza deragliare da quello che Carmine prima ci ha invitato a fare col suo pragmatismo campano, che meno male lo ha accompagnato anche a Milano, cioè dire attenzione, ci vuole il popolo, ci vuole un consenso, ci vuole la sfida del raccogliere il consenso attorno ad una proposta. Però io dico che oggi siamo nella fase in cui noi dobbiamo declinare una proposta seria, e se non riusciamo ad avere le masse, siamo qua in 200 persone, non di più, attorno ad una proposta seria, io non defletto dalla serietà di quella proposta, perché piano piano cresciamo, ma dobbiamo crescere su solide presupposti. E vengo al tema fra i tanti, ne tocco due: il lavoro e l'energia. Il tema del lavoro, in ossequio a Faverini e a Bonanni, non si può non toccare, ma credo che sia la vera questione. Io sono molto orgogliosa, pur essendo una donna di centrodestra, che Azione abbia portato avanti una battaglia sul salario minimo. Perché questo? Non necessariamente per legge ma contrattuale, ma certo non ci possono essere persone sfruttate, non ci possono essere persone che abbiano uno stipendio, un salario non sufficiente per poter vivere, perché un cattivo lavoro crea cattive condizioni di vita e crea quella violenza, quella contrapposizione che oggi è una caratteristica della società. E quindi rivedere le condizioni di lavoro
penso anche, non ho difficoltà a riconoscerlo, che Giorgia Meloni abbia fatto bene a tagliare il costo del lavoro, e credo che abbiano sbagliato i sindacati a dire che non andava fatto il 1° di maggio, perché non è importante quando si fa, anzi è un fatto concreto. Quello che non è vero è che non è il più grande taglio delle tasse sul lavoro, è un piccolo taglio. Bisogna fare molto di più, ma dal taglio del cuneo, dall'introduzione del salario minimo, dal contratto di alternanza scuola-lavoro, dagli ITS, da un investimento nelle politiche attive, dall'abbandono del reddito di cittadinanza si creano le condizioni di una nuova comunità, di una nuova convivenza, di una nuova qualità di vita. E attorno a questo noi non possiamo deflettere, anche se il consenso arriverà, io credo, nel tempo e non sarà immediato. Così come sul tema dell'energia e dei cambiamenti climatici. Io sento ancora un sacco di persone che dicono: abbiamo avuto prima la pandemia, poi l'Ucraina, adesso ci venite a dire che ci sono i cambiamenti climatici, ci sono sempre stati, che sarà mai? È un approccio semplicistico, è un approccio che può andare bene a Salvini, ma non è un approccio che può andare bene nella sostanza, perché i cambiamenti climatici ci sono sotto gli occhi di tutti, e quindi è una responsabilità condivisa che non possiamo lasciare solo alle giovani generazioni, quella di una migliore qualità dell'ambiente. Ma questo passa da un lavoro e da una grande chiarezza e schiettezza sul tema dell'energia. Non si può raccontare che bastano le fonti rinnovabili. Noi col governo Draghi abbiamo fatto un lavoro enorme perché una pala eolica, perché un pannello fotovoltaico si possano installare senza troppa burocrazia. E però dobbiamo dire con chiarezza che le fonti rinnovabili non bastano, serve anche il nucleare. E bene ha fatto Azione a lanciare una petizione sul nucleare, perché oggi, se non creiamo nel Paese una consapevolezza attorno al fatto che il nucleare di ultima generazione è una fonte pulita, è una fonte che abbassa il gas serra, che abbassa l'anidride carbonica, che crea migliori qualità attorno all'ambiente, ci sarà sempre la paura, e i populismi soffieranno sulla paura per dire no al nucleare, e noi rischiamo di non avere l'energia sufficiente per alimentare le nostre aziende, il nostro settore produttivo e anche le famiglie. E allora vedete che qual è la difficoltà nel rendere delle proposte serie, delle proposte condivise e pop? È il fatto che bisogna accettare la complessità. Non ci sono risposte semplici a problemi difficili. E quindi anche la politica deve assumere sulle proprie spalle la fatica di accettare la complessità e di non fornire delle risposte banali, superficiali, comode, perché lì c'è un consenso immediato e poi quel consenso si frantuma e si traduce in un'assenza di partecipazione, in una riduzione della partecipazione. E quindi questo caveat io lo metto anche quando si parla di riforme e di autonomia. Sulle riforme a me fa un po' sorridere che si parta dal presidenzialismo. Perché dico questo? Perché se c'è un'istituzione che è condivisa da destra a sinistra e se c'è un'istituzione che ha dimostrato di funzionare anche durante il Covid, è quella della Presidenza della Repubblica. Non solo perché Mattarella ha trovato la risposta giusta con Mario Draghi in una stagione drammatica del Paese, dove si parlava solo di vaccini, di morti e di pandemia, e di aziende chiuse, di negozi che fallivano. E in quel contesto la Presidenza della Repubblica ha trovato dentro non solo la leadership di Mario Draghi, ma dentro un governo di unità nazionale la risposta a uno dei momenti più bui del Paese. E l'Italia in quel momento non è stata fanalina di coda in Europa, è stata la prima che ha avuto la pandemia, ma anche è stata assunta ad un modello per quanto riguarda le vaccinazioni. E allora io credo che non si parta dal presidenzialismo, che si debba partire semmai dal rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio. E noi su questo non abbiamo detto no, non abbiamo detto non ci sediamo al tavolo, abbiamo detto ci siamo, vogliamo vedere le carte, fateci capire cosa volete fare, che tipo di premierato, che tipo di cancellierato avete in testa, e poi abbiamo detto, visto che si parla di autonomia, cerchiamo di
evitare di affrontare il tema dell'autonomia come è stato fatto negli ultimi 20 anni come un alibi per spaccare ulteriormente il paese. In realtà, come ci insegnava Sturzo, questa è la terra delle autonomie e quindi quello che noi dobbiamo fare è cucire il paese da nord a sud, superare le diseguaglianze, creando tra i diversi livelli di governo, da quello nazionale a quello comunale, le condizioni per lavorare insieme. Basta il provvedimento di Calderoli? No, ma l'autonomia è un processo dinamico, non è un totem, non è un qualcosa per cui uno è a favore o contro e d'amblè con uno schiocco di dita si fa l'autonomia, è un percorso. Cosa ci dimostrano gli ultimi 20 anni? Che anche senza l'autonomia, di cui la Lega ha tanto parlato ma che ad oggi non è stata nelle condizioni di realizzarla, ad oggi un'impronta centralista non ha evitato i divari, non ha evitato le diseguaglianze, non ha evitato la contrapposizione nord-sud e nel periodo in cui sono stata al Ministero degli Affari Regionali non ho trovato un sindaco del nord, del centro, del sud e delle isole che non si lamentasse della burocrazia dei ministeri e dell'eccesso di centralismo. Quindi io credo che il tema dell'autonomia vada affrontato con maturità, con pragmatismo, con senso pratico, con la consapevolezza, come ci ha osservato durante le audizioni una professoressa dell'Università di Udine, che è un processo dinamico e quindi noi dobbiamo accettare la sfida dell'autonomia. Poi che cosa dobbiamo garantire al sud? I livelli essenziali di prestazione, che in parole povere significano i diritti di cittadinanza. E allora se noi legheremo non alle urla del nord la contrapposizione del sud, ma la richiesta legittima di alcune regioni di avere un di più di autonomia, la garanzia dei diritti di cittadinanza a tutto il paese, noi avremo rammendato l'Italia, l'avremo resa più unita e avremo garantito ai giovani le condizioni per stare nel mezzogiorno, ma alle realtà dinamiche del nord la possibilità di correre più veloce. E quindi è una sfida che noi come Azione vogliamo raccogliere, sapendo che Calderoli ha smentito se stesso accettando la legge quadro, ce lo vogliamo dire, perché Calderoli voleva fare le intese dirette e non voleva la legge quadro. Alla fine l'ha accettata e questo è un passo in avanti. Noi saremmo sciocchi a non riconoscere che la Lega ha accettato un'impostazione che era nostra. Adesso dentro quel provvedimento cosa ci dobbiamo mettere? Intanto bisogna creare le condizioni di finanziare i livelli essenziali di prestazione. Noi con Elena Bonetti, con Mara Carfagna, quando eravamo al governo, abbiamo finanziato gli asili nido, ma non ci sono solo gli asili nido, ci sono tanti altri, non ci sono solo i LEA nella sanità. Bisogna garantire i diritti di cittadinanza, bisogna spiegarlo al sud, bisogna evitare che qualche Masaniello del sud utilizzi l'autonomia per spaventare i cittadini e per provocare un consenso vuoto, e invece bisogna che ci diciamo che le cose così come stanno non sono le migliori possibili. E quindi l'autonomia, come la legge sulla montagna, la legge sulle piccole isole, le ZES, sono tutti strumenti per mettere gli amministratori nelle condizioni di fare meglio. Se noi sostanzialmente, chiudo, accettiamo e portiamo avanti un cambio di rotta nel metodo con cui facciamo politica, abbandonando i populismi, ma non lasciando il popolo ai populismi, non giudicando chi è in difficoltà e si sente ai margini, ma riportandolo al centro dell'agone politico, noi avremo fatto il primo passo. Il secondo punto è passare dalla paura alla fiducia. Quello che noi non riusciamo ad avere, ed evidentemente non l'abbiamo ancora meritata da parte degli italiani, è la fiducia. Oggi gli italiani non si fidano della politica, ritengono che anche la democrazia sia in difficoltà e evidentemente le risposte li abbiamo illusi che sarebbero state veloci, e quindi c'è anche dentro la stagione dell'innovazione tecnologica, dentro la stagione dei social c'è anche un concetto sbagliato del tempo, perché così come a crescere un figlio ci vogliono anni e fatica, anche a crescere un partito
ci vogliono anni e fatica, a costruire un lavoro, un'azienda ci vogliono anni e fatica, e quindi anche la politica non ha la bacchetta magica, non ha sempre il sogno, è fatta di un passo dietro l'altro, della capacità di rimboccarsi le maniche, di rialzarsi dopo le cadute, dopo le sconfitte, e quindi, come dire, ci vuole tempo. Ma se arriveremo ad avere la capacità e il coraggio di cambiare la rotta, di recuperare i valori del popolarismo e non di buttare a mare ciò che le stagioni e le generazioni prima di noi ci hanno consegnato, ma saremo portatori di quei valori, a quel punto reincontreremo un popolo. E io penso che l'Italia abbia tutte le condizioni per vincere questa sfida. Quindi io oggi di cosa non parlo? Non parlo di alleanze e non parlo di elezioni, perché questa è una traversata nel deserto ed è una battaglia lunga, dura e faticosa. Ma se siamo qui oggi, un sabato accaldato, è perché evidentemente questa passione, questa convinzione ce l'abbiamo. E io penso che una regione come questa, non lo dico perché sono qua, lo dico perché conosco il Veneto profondo e ho una profonda stima per questa regione, io sono convinta che per la storia che ha, per l'energia che esprime, per l'imprenditorialità, ma anche per l'associazionismo che c'è qui ci sono tutte le condizioni perché la tappa di oggi non sia una delle tante tappe che faremo in giro per l'Italia, ma sia una tappa fondamentale e fondativa. D'altronde Marco Tosetto prima e anche altri amici che sono intervenuti ci hanno detto che questa ricetta a casa loro, nella loro città, l'hanno portata avanti e ha dato buoni frutti. Quindi io credo che il populismo non sia sconfitto, ma che da oggi sia un poco più in difficoltà. Grazie. Grazie. E adesso al posto dello spritz fuori troverete il libro in linea con le nostre idee. Grazie a tutti veramente.